Adesso che succede? No, Succede che noi ci aspetta. spostiamo perché è giunto il momento di congedare le nostre miss. Andranno a cambiarsi per la prima uscita valida ai fini del concorso. No, dico, tu quando rientravi in questo momento che cosa stavi pensando? I tuoi primi concorsi, quando avevi già fatto la prima Ma lo sai che passerella? anch'io ho partecipato a Miss Città Murata, Certo. è stato il mio primo concorso. Vedi? E mi ha portato davvero fortuna. E Decisamente. spero porti fortuna a tutte le ragazze presenti questa sera. Senti, abbiamo citato, guarda che è arrivato il presidente nel frattempo, Buonasera Filippo Zavarise, patron di Miss Città Murata, un grande applauso perché se siamo qui è anche per la sua passione e la sua volontà. Di continuare con la nostra serata vado a presentarvi un'altra bellezza. Lei è arrivata terza alla finale dell'anno scorso. Anche lei indossa un abito del negozio BU di Cittadella. BU veste le ragazze giovani che vogliono sentirsi glamour in ogni situazione della giornata, ma soprattutto non vogliono passare inosservate. Ecco a voi Miss Fizio 2015 Alice Luison. Alice, allora, raccontaci un po' di te, dove abiti, quanti anni hai, cosa fai nella vita e qual è il tuo sogno nel cassetto? Io ho 18 anni, vivo a Montebelluna e mi piacerebbe fare la psicologa. Alice, allora, l'anno scorso anche per te è stata un'emozione, sei arrivata a terza. Sì, non me l'aspettavo perché man mano che si arriva verso il podio, diciamo, magari da un lato perdi la speranza, da un lato ci speri, però sono stata felice. Bene, allora questa sera avrai l'onore di fasciare assieme allo sponsor Sfizio, l'altra ragazza che rappresenterà la Miss Sfizio per quest'anno. Allora adesso accomodati pure vicino alla nostra Clarissa e ci vediamo dopo. Grazie. Allora, mentre aspettiamo Sì? che si preparino le nostre finaliste, io vorrei, Devo presentare un'altra Miss però. infatti volevo dire, Ecco, vorrei che sì. tu presentassi anche la tua Ah, Miss. ok, perfetto. E allora vado a presentarvi l'altra ospite di questa sera. Lei è Miss Città Murata 2014, Melania Bergamin. Del negozio BU che si trova in via Roma 52 a Cittadella. BU racchiude in sé tutto ciò che una donna possa desiderare. Ringrazio ancora la titolare Andra Slavu che ci ha seguito in tutte le selezioni ed è appunto qui questa sera in prima fila. Melania, è davvero un piacere ritrovarti, sono passati 2 anni, mamma mia, così tanto tempo. Cosa fai adesso di bello nella vita e qual è il tuo sogno nel cassetto? Ora come ora studio all'Università di Padova, studio lingue e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una giornalista. Che ricordo hai di quella serata di 2 anni fa, 2 agosto 2014? Sarà per sempre una serata indimenticabile perché Castelfranco è la mia città e quindi
questo concorso è quello a cui ho ottenuto di più in assoluto ed è quello anche che mi ha dato più opportunità lavorative. Grazie Melania, un grande applauso per Melania, che tu accomodi vicino alle nostre Miss. Posso andare con la giuria? Scalpito. Vuoi sederti anche tu? C'è No, vedo che c'è una sedia. C'è una perché sedia sei lì, vuoi anche sederti? portata. Facciamo sedere uno Dai, la sedia per il nostro patron. Vado a salutare, io invito loro ad alzarsi quando li saluto, così poi anche il pubblico potrà applaudire. I componenti della giuria, l'assessore alla cultura e allo spettacolo del comune di Castelfranco Veneto, la signora Maria Grazia Lizza. Il vice sindaco del comune di Castelfranco Veneto, Gianfranco Giovine. Lei è assessore alle attività produttive del comune di Castelfranco Veneto, Marica Galante. Rappresenta l'azienda Plissé di Piombino Dese, lei è Martina Manesso. È un altro partner della nostra manifestazione, a Memaia, il signor Nicola Vanzetto. Trevisana Latte, rappresentata anche quest'anno da Riccardo Mornata. E adesso passiamo alle penne che scrivono e chissà che cosa riporteranno di questa nostra serata. Il Gazzettino di Padova, rappresentato da Michelangelo Cecchetto. La Tribuna di Treviso, Daniele Quarello. Gazzettino di Treviso, Maria Chiara Pellizzari. Il Corriere del Veneto, Mauro Pigozzo. Lui è vice direttore Arca CNA di Castelfranco, Leonardo Grandesso. E ringraziamo ancora la CNA di Castelfranco per aver reso possibile questa manifestazione. Entriamo nel vivo della competizione. Claudio, dobbiamo spostarci. Adesso non di si qui. scherza più, eh? Sì, perché le nostre Miss sfileranno con il completo Sfizio by Plissé, che poi rimarrà a loro in omaggio. Vieni qui sul tappeto rosso, Claudio. Ricordo alla giuria che questa è la prima uscita valida ai fini della votazione, quindi prego di iniziare a votare. Signore e signori, non mi resta altro che chiamarle con la canzone che ci ha accompagnato in tutte le selezioni di Miss Città Murata 2016, perché noi ogni anno abbiamo la nostra sigla. Ecco a voi le nostre Miss. Sigla!
Eccole qui le nostre 30 finaliste. No, sto guardando i giurati, Guardando sono i giurati. preoccupato per loro. Mi sembrano preoccupati dalla faccia. No, io sono preoccupato per loro perché devono fare la classifica stasera. Che La vedo facciamo? dura. Iniziamo a farle sgambettare, come si direi di sì, dice? iniziamo a conoscerle. Evviva, vado io? Vai tu. Allora, partiamo con la concorrente numero 1, ha 15 anni, studia estetica, lei è Asia Genovese. Io vi presento, è già pronta la concorrente numero 2, Ilaria Bernardi. Ha 16 anni, studia grafica pubblicitaria. Siamo alla concorrente numero 3, ha 19 anni, lei è studentessa di liceo alle scienze umane, il suo nome è Jasmine Fabrin. Sta sfilando per voi, pubblico di Castelfranco, la concorrente numero 4. Lei si chiama Alice Infanti, ha 19 anni e studia all'Istituto Tecnico Aeronautico. Concorrente, studentessa di moda, lei ha 16 anni, è Valentina Savastre.
Concorrente numero 6 si chiama Jessica Zuanetto, ha 16 anni e studia al liceo linguistico. Numero 7, studentessa di ragioneria linguistica, 18 anni, lei è Anna Cavalli. Concorrente numero 8, lei si chiama Violetta Romanna, 27 anni e fa lifestylist. Concorrente numero 9, studentessa di liceo linguistico, ha 19 anni, lei è Giulia Pamio. Studentessa universitaria in comunicazione, si chiama Valeria Zanier e ha 19 anni. Numero 11, studentessa all'istituto tecnico turistico, 16enne, lei è Vivian Galato.
Corrente, studia all'Istituto Tecnico Turistico, sedicenne, lei è Lisa Bassi. Corrente numero 14, si chiama Eleonora Picagna, 17 anni e fa la studentessa a indirizzo turistico. Della concorrente numero 15, lei ha 18 anni, studia all'Istituto Alberghiero, è Diana Mark. Vediamo che le nostre miss stanno sfilando con l'abito, il completo, a dir la verità, creato per loro dalla stilista Morena Bargagnolo dell'azienda Sfizio il Piombino Dese. Stavo guardando quanti fotografi. Hai visto quanti fotografi? Sì, Ogni anno ne abbiamo. questo sta No, a grazie sottolineare mille, il poi li successo di nomineremo questa tutti. manifestazione. Prego. Numero 16, Paolina Bien, ha 25 anni e fa la fotomodella. Di amministrazione, finanza e marketing, ha l'idea chiara questa sedicenne concorrente numero 17, Giulia Zancato.
19, è il momento di Federica Driusso, gli anni sono 17, studia al liceo linguistico. Alice Lionello, concorrente numero 20, ha 17 anni e studia al liceo artistico. Studentessa del liceo linguistico, la concorrente numero 21 è Alessia Cecchin. Concorrente a 21 anni, addetta alle vendite, concorrente numero 23, lei è Beatrice Trebuglio.
concorrente numero 24, a 16 anni, si chiama Giorgia Pianta e studia per diventare estetista. Concorrente numero 25, studentessa con indirizzo socio-sanitario, lei è Jessica Valerio, 17 anni. Angelica Campanella, 17 anni, studia al liceo artistico. Numero 27, studentessa di liceo scientifico, a 18 anni, la nostra Eleonora Giordano.
c'è prima prova per loro, ha 19 anni, studia architettura, lei è Anna Mardi. Solo lei, concorrente numero 30, Alice Bellan, 21 anni, studentessa universitaria in Scienze e Tecnologie Animali. È il momento di chiedere un applauso allora per questa prima prova delle nostre Miss. 30 finaliste, chissà, vi siete fatti già un'idea? Sì? Immagino sia così. Allora, sponsor ne abbiamo come sempre tanti e importanti, li ringraziamo perché sostengono questo evento, oltre al comune di Castelfranco naturalmente, ed io voglio ringraziare adesso uno di questi amici che è la Trevisana Lat, sponsor della manifestazione di Miss Città Murata, che è anche sinonimo di freschezza e qualità e si abbina perfettamente alla bellezza delle nostre Miss. Trevisana Lat si trova in via Roma 111 a Resana. Io voglio ringraziare altri amici di questa bellissima avventura che è Miss Città Murata, la cooperativa Via Vai per i servizi forniti allo studio fotografico Fotogallery di Alessandro Monaldo, fotografo ufficiale di Miss Città Murata, che si trova qui a Castelfranco Veneto in piazza Giorgione 50, dove saranno reperibili tutte le foto della serata naturalmente, serata che adesso che cosa svela? Entra nel vivo perché l'uscita quella più attesa del pubblico, ovvero quella con il costume da bagno ufficiale di Miss Città Murata offerto dall'azienda 1, 2, 3, 4 a casa l'azienda Amemaia, azienda di cui vi parleremo più tardi. Ricordo alla giuria che questa è l'ultima uscita valida ai fini del concorso e allora non mi resta altro che chiamarle con la nostra sigla. Signore e signori, eccole! Vai Rosario!
Abbiamo chiesto loro un paio di cose, giusto per scoprire un po' di più di cosa fanno nella vita, cosa vorrebbero fare, che hobby hanno. Abbiamo già sentito qualcosa di loro nella prima sfilata, adesso scopriamo ad esempio che la prima concorrente ama ballare, andare in palestra, fare shopping, è uno sport molto praticato dalle signore. Il suo sogno nel cassetto è viaggiare, concorrente numero 1, Asia Genovese. Vorrebbe diventare una modella. Chiesto a Jasmine Fabrin i suoi hobby quali sono, lei ama leggere, ascoltare musica e il suo sogno nel cassetto è di diventare avvocato. Concorrente numero 3. Vorrebbe diventare una pilota d'aerei, si chiama Alice Infanti e la riporta al numero 4. Valentina Savastre ama leggere, disegnare e ascoltare musica. Attualmente concorrente numero 5. Ama praticare ginnastica artistica e sogna di girare il mondo. Numero 7 abbiamo chiesto qual è il tuo sogno nel cassetto e gli hai risposto realizzare tutti i suoi sogni. La nostra concorrente numero 7, Anna Cavalli. Violetta Roman ama
fare fotti né leggere, vorrebbe aprire un salone tutto suo. Anche lei da grande vorrebbe entrare nel corpo dell'aeronautica militare, nel frattempo legge, ama andare a cavallo la concorrente numero 9 Giulia Pamio. Concorrente numero 10, ama andare in palestra e vorrebbe diventare una modella. La prossima concorrente intanto insegna ginnastica ritmica, ama ballare e cucinare e pensa vorrebbe imparare bene le lingue per girare il mondo, trasferirsi in America e aprire un albergo. Mi pare che abbia idee chiarissime la nostra Mina Gallato, concorrente Le nostre numero miss questa sera sono 11. davvero decise. Giuliana Volfa ama disegnare e da grande vorrebbe fare la modella. Hobby, fare la modella, andare in palestra, suonare il pianoforte, ma da grande, finita la scuola, vorrebbe fermarsi nel campo della moda, oltre al lavoro naturalmente, la nostra Lisa Bassi, concorrente numero 13. 'Ricordo alla nostra giuria che questa è l'ultima possibilità di votare le nostre miss. Eleonora Picagna sogna di diplomarsi, al momento va in palestra come hobby, anche lei adora andare in palestra.
ama scrivere canzoni intanto come hobby e il suo sogno nel cassetto è di entrare come carriera militare come incursore. Pensa a te. Lei è Diana Marca, concorrente numero 15. Paolina Bienna ama viaggiare e sogna di diventare una make-up artist. Con il numero 17 Cavalcalò, nel caso di dirlo, perché lei pratica windsurf, da grande vorrebbe trovare lavoro nel campo della moda. Lei è Giulia Zancato. Diletta Sperotto va in palestra e sogna di diventare una giornalista. Andare in palestra e danzare, ma fra qualche anno vorrebbe imparare molte lingue straniere per lavorare nel campo della moda, però attenzione, all'estero. Lei è Federica Driusso, concorrente numero 19. Anche la concorrente numero 20, Alice Lionello, sogna di fare la modella, viaggiare e conoscere il mondo e andare a vivere in America. Come hobby pratica la danza. Il numero 21 pensa, si arrampica sulla roccia quando ha appena un po' di tempo, ma da grande vorrebbe laurearsi in biologia. Lei è Alessia Cecchin, concorrente numero 21.
disegno numero 22 Alessia Cazzador vorrebbe diventare un medico. Il numero 23 so di andare in palestra, ma il suo sogno nel cassetto è quello di poter girare il mondo. La concorrente numero 23, Beatrice Trabuio. Giorgia Pianta, ama andare in palestra, sogna di poter diventare una make-up artist. Il suo hobby è giocare la pallavolo, ma però vorrebbe diventare una modella naturalmente. Lei è Jessica Valerio. Di equitazione subacquea, sogna di poter diventare architetto. Di andare appunto architetto designer per realizzarsi nel mondo della moda, intanto si diverte a ballare e disegnare. Lei è Elena Eleonora Zordan, concorrente numero 27.
ama praticare pattinaggio artistico, concorrente numero 28, rivediamo anche Sofia Orsato. Sub ed equitazione, però da grande vorrebbe possedere un allevamento di cavalli. Questa ci mancava. Sì, È ci vero, mancava, Eleonora? sì. Anna Bardi, concorrente numero 29. Vediamo Alice Bellanna, concorrente numero 30, ama prendersi cura degli animali e vorrebbe laurearsi con il massimo dei voti. Abbiamo visto tutte e 30 le nostre finaliste, i giochi sono fatti, prego lo staff di raccogliere le schede dei nostri giurati, ecco qui la nostra valletta Erika. E allora Claudio, io ti saluto perché ci vediamo dopo con tante altre sorprese. Ma torni? Grazie, sì, torno. Grazie, a dopo. Eleonora Sorato. Io continuavo a guardare Riccardo e Nicola perché questo è un punto un po' critico. Quando le ragazze partivano andavano dritte, poiché loro stanno al centro della giuria, guardavo i loro occhi e in certi momenti li vedevo un po' imbarazzati, così, no, dico sì, non è facile ma ce l'abbiamo fatta. Allora, io approfitto, visto che Eleonora è andata a fare il cambio di look, per richiamare qui quella che è la nostra protagonista fino a questa sera, naturalmente, con la sua corona, con il suo titolo, e perché no, chiediamogli anche se ci regala una piccolissima passerella, però dovete farvi sentire perché so che più si va avanti con la serata, più si ha bisogno di forza. Clarissa Capovilla. Mi ci vuole un applauso per Issa.
sei scappata subito, eh? Allora, io adesso, dopo questa bellezza, devo parlarvi di un altro compagno di viaggio di questa nostra bellissima avventura, che è la nostra Miss, ed è lo sponsor Allianz, Alessandro Rami e Diego Comacchio dell'agenzia Allianz di Castelfranco Veneto, ringraziando gli organizzatori, le Miss e questo caloroso pubblico che insieme hanno contribuito alla fantastica riuscita di questa serata. Con l'occasione invitano tutti a recarsi in agenzia in via Nugoletti 17 a Castelfranco, vicino alle poste, dove tutto il personale sarà a vostra disposizione per un preventivo per la polizza dell'auto, della casa, dell'attività o per qualsiasi altra esigenza assicurativa. Allora, chiamerò per l'ultima volta questa sera, signore e signori, sigla! Allora, prima di iniziare le premiazioni vogliamo fare un piccolo ma importante dono per le nostre finaliste. Beauty Store premia tutte le nostre Miss, essendo tutte vincitrici in quanto finaliste di Miss Città Murata. Quindi Elena, che abbiamo già avuto modo di conoscerla, eccola qua. Elena porta naturalmente anche lei, in questo caso veste BU. Sì. Questa volta non me ne sono dimenticato, sei contenta? Hai visto? Sì, contentissima, soprattutto è contenta la nostra Andra. Vi ricordo si trova in via Roma 52 a Cittadelle, che consegna gli omaggi Beauty Store, forza! Vediamoli gli omaggi Beauty Store! Inoltre tutte le Miss riceveranno, lo ricordiamo, il completo plissé con il quale hanno sfilato questa sera. Sarà un bel da fare, Questa è la nostra Erika, ci manca ancora Elena che è entrata. Erika invece veste un abito di plissé, abbiamo una e una. Par condicio. Le 9 fasce riceveranno la fascia ulteriore, faranno la passerella al termine della quale riceveranno tutti un omaggio offerto dallo sponsor, come sta accadendo. C'è questa cosa della Miss cliccata che tra non molto sveleremo. Vogliamo ricordarvi anche un omaggio dello sponsor, il book fotografico offerto dallo studio Photo Gallery di Alessandro Bonaldo, il trattamento degradé Joel, vi ricordo, sono sempre comunque 100 euro di valore, diciamolo, messo in palio da Sans Parrucchieri, un test fotografico messo in palio dal titolare dell'agenzia di moda Primo Piano di Mestre Claudio Gervasutti e naturalmente il bouquet offerto da Ballan Garden Center di Castelfranco. Eccole qua, belle, premiate. Eccole qua, tanto. premiate tutte perché sono tutte bravissime, tutte bellissime, sono tutte finaliste di Miss Città Murata. E allora io direi di iniziare con la prima fascia, la fascia di Miss Amemaia, che è stata assegnata tramite un contest online dal pubblico di Facebook, dove sono state appunto messe nella nostra pagina di Miss Città Murata per una settimana le foto delle nostre Miss, ed il pubblico tramite i like di Facebook ha votato la sua Miss preferita. La Miss vincitrice vincerà una pochette Amemaia by No Genders bag, serie limitata e numerata, trattamento degradé Joel, un servizio fotografico messo in palio dal fotografo Paolo Stramare. Allora io direi di chiamare il titolare Nicola Vanzetto. Dove è andato il titolare?
andato a prendere la fascia. Titolare, no, la fascia la portano le nostre miss, è andata a prendere la pochetta, ecco. Nicola, vieni qui in centro, perché lei lo sa già, perché appunto... Nicola, allora, cosa ne pensi di questa finale? Stupenda, una serata fantastica, veramente, soprattutto per le ragazze imbarazzate ci hanno messo in difficoltà. Ho visto che c'è stata parecchia difficoltà, il livello era molto alto. La Valletta si avvicini. E allora, lei lo sa già perché ha vinto con oltre ben 700 like. La fascia di Miss Amemaia va alla numero 14, Eleonora Ficagna. Quanti click ha avuto, scusa? Più di 700, pensate. Più di 700, Più di quindi 700 persone l'hanno votata. Allora io direi, prima di consegnare il premio, lasciamola far fare una sfilata, dai pure il premio alla nostra Valletta e sfilata per la Con il nostro nostra applauso. Miss Amemaia. Naturalmente se dovesse essere una delle ragazze fasciate, assegnerà questa fascia alla seconda classificata. Io direi che puoi tornare a posto. Grazie ringraziare mille. il nostro partner questa sera. Allora, iniziamo con le premiazioni. Le fasce in questo caso sono di Miss Sands Parrucchieri. Richiamo qui i nostri amici che abbiamo poco visto. Allora, prima di Sabrina, richiamare Andrea. dobbiamo iniziare con le note dolenti. Chiamiamo comunque i parrucchieri Aia. perché purtroppo Aia. questa sera sono tutti pari merito a parte la prima classificata. Per cui, Aia. siccome noi vogliamo fare le cose in regola, faremo votare di nuovo la giuria, voto palese, e visto che la giuria è dispari, Qualcosa accadrà. qualcosa accadrà, giusto? Quindi allora chiamiamo la prima fascia perché i nostri parrucchieri entrino. Sabrina e Andrea per la fascia di Miss Sand Parrucchieri con la fascia. Vi ricordo che Eccoli vince qui, anche lasciateli il book- passare ragazze. il book Photo Gallery, il bouquet di fiori, il trattamento di capelli, insomma c'è un sacco di roba. Qui in Portiamo- centro. Allora io dovrò chiamare due ragazze. La giuria dovrà votare a quale delle due dare la fascia. Con l'alzata di mano? Purtroppo sì, una non riceverà la fascia. Dobbiamo fare una cosa così perché non potevamo fare altrimenti, essendoci dei pari meriti. Per cui allora io vi chiamo le due ragazze che verranno qui vicino a me e che si contendono questo titolo. La concorrente numero 13, Lisa Bassi. E la concorrente numero 28, Sofia Orsato. E allora, vai Claudio, vai con i nostri giurati. Allora, alzata di mano per... Alzata di mano. Naturalmente chi vota per una non può votare per l'altra, do per scontato naturalmente. Iniziamo, se mi togli la mano così riesco a vedere anche il numero per ordine cronologico. Sabrina, Votiamo vieni qui vicino a per noi. la concorrente numero 13. Decisi sulle mani per favore, altrimenti non vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. Do per scontato che la fascia va alla concorrente numero 28. Fascia alla concorrente numero 28. Se volete vi faccio alzare le mani, Daremo un premio di consolazione anche alla nostra Miss che purtroppo non ce l'ha fatta, ma i concorsi sono così. La borsetta giù i fiori perché prima le facciamo fare la passerella Miss Sand Parrucchieri. Applauso su forza! Vicino a me e ti accomodi qui. E noi Fascia, continuiamo con la Miss fascia. Hotel Fior. Sì, dobbiamo chiamare sia Filippo Bontemponi per la fascia di Miss Hotel Fior che il nostro Simone Rossi per la fascia di Miss Beauty Store. Quindi Anche qui- entrambe le fasce. Anche qui La abbiamo- nostra Erika ci porterà la fascia di Miss Beauty Store. Anche qui c'è un pari merito, naturalmente voteremo per la sesta classificata, faremo votare per la sesta classificata alla giuria. E allora, ce l'abbiamo le fasce, manca la fascia di Miss Beauty Store. Ragazzi del backstage, la fascia di Miss Beauty Store, ecco.
tu chiedi e loro fanno. Arrivano, siamo in tanti questa sera. E allora, chiamo qui vicino davanti a me le due miss che si contendono queste due fasce a pari merito, ovvero la concorrente numero 16 Paolina Vienna e la concorrente numero 25 Jessica Valerio. Allora girati davanti alla giuria. E allora noi votiamo per la fascia della sesta, all'altra assegneremo la fascia della settima classificata. Quindi stesso meccanismo, chi vota per la 16 non vota per la 25, allora alziamo il voto per la concorrente numero 16. Sono basse le manine ma ci arrivo. 2 voti, quindi do per scontato che la Allora, è la facciamo numero... premiare prima la concorrente numero la numero 16 con la fascia di Miss Hotel Fior, vince Paolina Vienne e premia Filippo Contemponi. Allora, i premi li consegniamo dopo, Filippo, perché facciamo sfilare la nostra Miss. I premi li consegniamo dopo, benissimo. Con la musica e con il vostro applauso, naturalmente. Passerella per la nostra Miss Hotel Fior, che vince il book di Fotogallery, il trattamento per capelli degradé gel, il bouquet di fiori, una cena per 2 persone presso il ristorante Fior. Mi scusi, è successo qualcosa che sento il volume così basso? Beauty Store Jessica Valerio consegna la fascia a Simone Rossi di Beauty Store. Passerella anche per lei, foto di rito e poi passerella. Fotogallery, il trattamento per i capelli by Sam Parrucchieri, il bouquet di fiori e il premio naturalmente offerto da Beauty Store. Dobbiamo soffrire ancora, Eleonora? Non è mai successo in 16 edizioni di vuol dire che... Ma è il bello della diretta anche questo. Visto che facciamo le cose in regola bisogna dirlo. Altra fascia? Altra fascia, allora abbiamo la quarta classificata Miss Trevisana Latte e la quinta classificata Miss Nova Modet. Se la contendono queste due Miss, intanto facciamo arrivare la fascia, premiano per Miss Nova Modet Alessandro Ragato, può essere? Lo scopriamo subito se arriva. Zagato forse. Alessandro Zagato per Miss Nova Modet. È giunto al pubblico, mi dicono? Guarda, No, non no. credo neanche se mi posti il documento. Forse non c'è, allora faremo premiare Presidente. di nuovo al presidente Filippo Zavarise. Forza, poi? E premia per Miss Trevisana Latte Riccardo Ornata. Un attimo Filippo, no. Ah ok, tanto dai la fascia. E allora, io chiamo sempre le due Miss, voteremo per la quarta, all'altra assegneremo la quinta Scusa, faccia. però mi permetto di dire una cosa, c'è un giurato che è uscito dal suo posto, quindi avremo una giuria scomposta. Allora lo Mi facciamo votare mi da qua, permetto lo di- stesso. Va bene? Presidente, lei fa da giudice, mi raccomando. Lo facciamo votare da da qua. Benissimo. Ok, e allora faccio avvicinare queste due Miss, la concorrente numero 17 Giulia Zancato e la concorrente numero 24 Giorgia Bianca. Poi là. Ci avviciniamo alla zona podio. Mettetevi di qua per favore, a favore di giuria. Grazie, lei resti. E allora, qui. noi votiamo per la quarta classificata Miss Trevisana Latte. Quindi chi vota per la 17 non vota per la 24 e viceversa. Signori della giuria, votiamo per la concorrente numero 17.
1, 2, 3, 4. Lei non vota, per cui abbiamo già la classifica. E allora, quinta classificata Miss Nova Modet, Giulia Zancato, premiata dal nostro patron. Vince anche lei il book di Photo Gallery, il bouquet di fiori e un gioiello offerto da Nova Modet. Consegna prima i premi, fascia. Consegna dopo i premi, prima fai la passerella. Ma a te è mai capitato? È mai capitato? Sì, succede qualche volta, ma no, non è mai No, successo. dico. E Per quindi Miss Trevisana Lat è la nostra Giorgia Pianta. Anche per lei sfilata. Dagli nostri sponsor, il book di Photo Gallery, il trattamento delle crete, il bouquet di fiori e un gioiello offerto da Trevisana Lat. E siamo sul podio. Siamo sul podio, Eleonora? Siamo sul podio. Allora, alle prime 3 classificate viene offerto un gioiello delle gioiellerie Zigante. I gioielli sono proposte uniche per suggellare i momenti più importanti e le occasioni più speciali. Zigante nel 1960 è sinonimo di preziosi, nel cuore di Castelfranco Veneto, nella centralissima piazza Giorgione, ma anche in corso 29 aprile. Fascia Miss Sfizi. Allora, fascia Miss Sfizio e anche fascia Miss Beatrice B. Doppia fascia. Premierà la nostra Martina Manesso, Martina sempre della giuria, naturalmente pari merito. No, non è mai successo, penso, nella storia di Miss Città Passerà Murata. alla storia, Presidente. Quindi facciamo arrivare entrambe le fasce e faremo votare la giuria. Allora, seconda classificata è naturalmente Miss Beatrice B, terza classificata Miss Sfizio. Faremo votare alla giuria la seconda classificata. E allora, chi sono le fortunate? le fortunate che si contenderanno il voto? La nostra Martina voterà da lì. Sono la concorrente numero 18, Diletta Sperotto. E la concorrente numero 29, Anna Bardi. Qui ci giochiamo il secondo e il terzo posto. Non vorrei essere un giurato. E allora, ragazze, mettetevi a favore di giuria. E allora, votiamo per la seconda classificata a questo punto. Quindi tra la 18 e la 29 Chi volete otterrà come secondo? minor voto avrà quindi la fascia di Miss Sfizio. e poi di seguito, di Chi? conseguenza, Beatrice B. Allora, per la terza classificata No, seconda votiamo sì, per la seconda. Partiamo dalla seconda. Chi volete come seconda? Votiamo per la numero 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La nostra Martina non vota. Non vota. Di conseguenza abbiamo la nostra. Terza classificata, Mi togli il numeretto? che è la numero 29, Anna Bardi. Anna, vieni pure qui. È un po' floscio questo applauso, forza! La terza classificata vince un book di Photo Gallery, un'offerta dal fotografo Amerigo Vianello, un servizio fotografico offerto dal fotografo Daniele Dalla Vecchia e un trattamento per i capelli by Sand Parrucchieri, il bouquet di fiori, un gioiello offerto dalla gioielleria Zigante e un abito della Z Plissé.
che sì. E allora, seconda classificata della serata, Diletta Sperotto, Miss Beatrice B. Ecco per lei la passerella. Abbiamo le idee chiare invece per la vincitrice? La vincitrice sì, ce li abbiamo. Allora chiamo il vice sindaco di Castelfranco, Gianfranco Giovine, accanto a noi, la madrina della serata, La nostra Clarissa Capovilla. Forza. Ci portiamo qui al centro un po' più a beneficio del Sì, nostro ci mettiamo pubblico. qui al Forza, centro. forza. Vieni Clarissa. Momento difficile per te Clarissa, eh? Non dico c'è questo passaggio doloroso per quanto poco. Vice sindaco, come va innanzitutto? Bene, è stata una bella serata, Ci avete fatto soffrire stasera, eh? molto partecipata, di conseguenza è un ottimo successo per gli organizzatori. Faccio i complimenti per i 15 anni naturalmente di questa bella manifestazione. Vorrei fare anche una digressione, visto il luogo dove ci troviamo, siamo sotto le mura e proprio in questi giorni l'amministrazione comunale, di cui naturalmente oggi sono il rappresentante e naturalmente porto saluto di tutta l'amministrazione, in giuria ci sono anche altre due colleghe, l'assessore Galante e l'assessore Lizza. Volevo dire appunto che in questi giorni è stato lanciato un appello, diciamo così, alla comunità di essere sensibili nei confronti del restauro delle nostre mura, che ne hanno bisogno. Abbiamo lanciato l'appello appunto attraverso l'Art Bonus, che c'è la possibilità di dare naturalmente il contributo per il restauro di queste mura, sì che è un appello che faccio alla sensibilità dei presenti e non naturalmente a tutti coloro che vogliono bene a Castelfranco. Grazie. Grazie a lei, venga qua con noi. Siamo pronti. Allora, la prima classificata vince un book di Photogallery e uno offerto da fotografo Amerigo Vianello, un trattamento per i capelli by Sense C'è il Parrucchieri. nostro patron che ha un mazzo di fiori. Per la presentatrice, hai capito, applauso pieno di invidia, su. Grazie Filippo. Grazie Filippo, numero uno Filippo. Grazie a tutti. Grazie al nostro patron che, beh, possiamo dirlo, Miss Città Murata era una realtà che stava un po' per finire, perché comunque continuava per la passione di Filippo e ho deciso di intraprendere la strada con Filippo e devo dire che i successi... E l'applauso per Ah, un bel Eleonora, team signor ieri Presidente, sera. sì, forza. I successi non mancano. Allora, Vado cedo avanti, no, di perché nuovo, sì. ero a metà dei premi. Appoggio i buchetti, I premi grazie Beauty ancora. Store, i buchi di fiori, un gioiello offerto dalla gioielleria Zigante e un abito dell'azienda Plissé. Sarà anche protagonista di una serata a lei dedicata al caffè Pedrocchi, pensa un po' te. No, vuoi chiedere qualcosa alla nostra Miss prima che passi? Sei pronta? La corona? Per forza. È stato un bell'anno, dai, però è giunto il momento. C'è un buco troppo grande. C'è un buco, allora ci avviciniamo. Bisogna riempirlo, forza. Eccoci. Non fateci Avviciniamoci. soffrire. Lei ha Dobbiamo l'apposito, passare la fascia al nostro presidente di giuria. lei ha l'apposito contributo musicale che ci fa soffrire nell'attesa, sì, vero? Ce l'ha. Eccolo qui il contributo musicale. Fascia, scettro e corona sono pronti perché la nostra Miss Città Murata 2016. Io aspetterei un po'. A che ora aspettiamo, Luna? Signore e signori, Passiamo con le brioche tra un po', state tranquilli. brioche e cappuccino. Su, fatevi sentire. Miss Città Murata è la concorrente numero 26, Angelica Campanella.
le concorrenti di questa sera, come ha detto Eleonora, erano di grande livello e sono molto felice. E noi lo siamo per lei, vero? Vero pubblico? Allora, consegniamo i premi. Claudio, io direi di iniziare a ringraziare gli sponsor. Sfizio, Beatrice Ragazze Bini, sfasciate, mettetevi Anne qui. Maia, Mettetevi qui dietro di noi, ragazze fasciate. Trevisana L'Art, Belfior, Nova Model, Beauty Store, Allianz e Gioielleria Zigante. Ringraziamo anche il Salone San Parrucchieri di Sabrina e Andrea che hanno curato le mie acconciature e quelle delle Miss. I fotografi della serata sono tantissimi, spero di non dimenticarne nessuno. Alessandro Bonaldo di Fotogallery, Paolo Stramare di Noi Giuliani, Mirko Metti, Daniele Dalla Vecchia, Merigo Vianello, Armando Toniolo, Claudio Gervasucchi, Best Magazine, Nicola Bovo delle Miss Venete, Fabio Posanza, Ivan Pinellato e Alessandro Asta. Grazie ai nostri ospiti che hanno reso particolarmente vivo il palcoscenico questa sera con Cinderella School of Ballet ed il mago Nicola Marchesan. E naturalmente un grazie che va con il vostro applauso, anche se non siete d'accordo, ma noi lo siamo, con i nostri giurati. Grazie. Il DJ Rosario Campioni, Alberto Lavedini al video, Elena Sorato e Francesco Osto che hanno curato il backstage della serata, Clarissa Capovilla, Melania Bergamini, Miss Città Murata 2015-2014 rispettivamente, Alice Luison del Miss Sfizio 2015, Erika Michelone e lo staff dei Bontemponi che hanno collaborato alla riuscita della serata. Abbiamo chiesto un applauso per lui, ma adesso ve lo facciamo veramente, lo chiediamo con il cuore al nostro mister Filippo Zavarese, il patron di Miss Città Murata. Vi prego, regalategli questo applauso. Un grazie al Comune di Castelfranco nella persona del vice sindaco Gianfranco Giovine che ci ha ospitati questa sera in questa straordinaria location che è Piazza Giorgione. E naturalmente ringraziamento va a tutti voi del pubblico che avete assistito